L'associazione 26 settembre 44 Vittorio Andolfatto ha promosso, organizzato e seguito questo approfondimento con 12 istituti scolastici del Bassanese, un approfondimento che ci permette di avere uno spaccato chiaro sul pensiero delle adolescenti e degli adolescenti del territorio, sui valori della democrazia, sul sentimento come è stato chiamato, ma anche sulla loro partecipazione attiva e su quanta strada ancora ci sia da fare per quanto riguarda alcune resistenze anche in materia culturale o di parità di genere. Io credo che sia stata una fotografia fondamentale, un passaggio, un tassello importante, non solo nel fare memoria, nel rapportarsi agli ideali e ai valori della resistenza, ma su come vivere la democrazia oggi e come essere protagonisti della vita politica e civica delle proprie comunità. È davvero un tassello importante, una ricerca scrupolosa con dei dati che possono essere utili a chiunque nelle istituzioni e nelle associazioni vuol capire di più sui ragazzi e le ragazze del nostro territorio. Lo scopo, lo dice in qualche modo il nome dell'associazione che si richiama a questa data terribile per la storia del nostro territorio, e quindi il lavoro della nostra associazione ha a che fare con la memoria. Ci siamo dati il compito di custodire la memoria come terreno sul quale si alimenta la convivenza civile, e quindi uno sguardo che parte dal passato ma che si rivolge essenzialmente al presente e ai temi del rispetto, del confronto e della convivenza pacifica. La domanda principale era riferita al fatto se esisteva un romanzo della democrazia nelle loro teste, nei loro pensieri, cioè se la democrazia evocava sentimenti positivi invece sentimenti negativi, e abbiamo trovato che il termine democrazia e la democrazia sollecitano sentimenti molto positivi e molto radicati, che poi trovano anche riscontro in un'attività partecipativa da parte di questi adolescenti molto alta, sia nelle attività formali di volontariato, di aiuto agli altri, di aiuto gratuito agli altri, ma sia anche nell'interesse e nella partecipazione politica, un dato inaspettato che ci conforta. Abbiamo trovato ancora la persistenza di alcuni stereotipi, e qui le differenze tra ragazzi e ragazze sono diventate molto consistenti, stereotipi di genere. Forse la domanda che ci ha stupito di più è che un quarto dei ragazzi pensa che nel caso di maltrattamenti la donna abbia una parte di colpa, mentre invece tra le ragazze questo orientamento è del tutto assente. E questo ci porta a dire che sì, esiste un problema di parità di raggiungimento di genere, ma esiste anche un problema di accompagnamento della maschilità, perché questo sta cambiando riferimenti culturali molto forti, che devono essere in parte anche questi accompagnati, non certo a scapito del raggiungimento della parità di genere delle ragazze.